Se costruiamo noi benedictos, anche perché stasera sono presenti diverse persone che ci onorano della loro presenza, ma sono tra l'altro una nuova linfa, speriamo anche per il dibattito nel quale interverranno e sosterranno. Benvenuti a tutti, salutiamo quindi tutti i presenti, salutiamo i vitesi che stasera non hanno voluto mancare nonostante qualche appello di troppo a questa nostra proposta, che vuole essere appena la prima. Pensate che stasera, non più tardi di 2 ore fa, si parlava di portare su Biti, proprio per la gravità che Biti rappresenta dal punto di vista di questo gravissimo spopolamento, ci propongono di portare su Biti una grande conferenza internazionale sullo spopolamento, in quanto diversi esperti sardi pare che da pochi mesi si siano incontrati. Sono esperti ovviamente in politiche economiche eccetera, cioè quindi direttamente interessati agli argomenti, e hanno deciso di intervenire nei diversi punti della Sardegna proponendo soluzioni. Bene, tra queste proposte, una delle primissime in assoluto, mi ha comunicato stasera il noto economista abitese Nando Buffoni, è stata proprio quella di realizzare un intervento su Biti. Questo la dice abbastanza lunga, quindi non è un caso che stasera abbiamo voluto chiamarvi a raccolta. Abbiamo chiamato a raccolta perché questo spopolamento ormai sta segnando indici di gravità molto preoccupanti, a volte visibili, a volte non conosciuti dalla gente, però ci sono. Che qui si stia iniziando a morire da soli non è una novità, anche se assiste la vicina, passa l'assistenza della cooperativa, passa questo, ma la persona che rimane sola è sola per tante ore al giorno, eccetera. Questo è un dramma che noi, la mia generazione, non ha conosciuto, la sta conoscendo adesso, a tempo di imbezzare, che non stessimo imbezzarne male. Questo è il dato. Allora, stasera noi abbiamo chiesto a 3 esperti in varie branche di poter intervenire. Li dobbiamo prima di tutto presentare, ma penso che prima, come testimoniaker, sia il caso di ringraziarli proprio per essere qui, perché hanno aderito a questa nostra richiesta. Allora, come vedete sono il professor Marchisio Bandino, notissimo a Biti e in Sardegna, non ha bisogno certamente di presentazioni, è antropologo e scrittore. Ripercorrerà con la sua capacità dialettica cause ed effetti dello spopolamento bitese. La presenza di Marchisio stasera è importantissima, perché da bitese conosce benissimo la nostra realtà, e su chi non lo narrata di sicuro come tacche sempre, come fa sempre a Coralberto. Quindi sarà un contributo molto importante. Così come è importante il contributo del senatore e professore Giovanni Marilotti, che salutiamo, senatore della Repubblica, espresso dal Movimento 5 Stelle, è docente a Cagliari, scrittore ed è un attento conoscitore della realtà sarda. Oggi in Parlamento è paladino di una nuova stagione di speranza per la Sardegna e per le zone interne in particolare. Parlerà anche dell'importanza dell'istruzione nel territorio. Tratterà quindi il tema delle zone interne e il tema dell'istruzione, della importanza dell'istruzione nelle nostre zone. Il terzo è un viso a noi già noto, perché a Biti ha dato una grossa mano in occasione della contrapposizione che abbiamo organizzato come Comitato Santo Mazzeo contro la creazione o l'ipotesi di creare un megaparco eolico a Gomolezza. E l'ingegnere Mauro Gargiulo, che è responsabile regionale sardo della nota associazione Italia Nostra.
È già impegnato con noi, come vi ho detto, e con i cittadini vitesi nel comitato contro il megaparco eolico, ma ci parlerà soprattutto delle possibilità offerte oggi dal buon utilizzo dell'ambiente e del paesaggio, una cosa che spesso trascuriamo. È un argomento che lui conosce molto molto bene da vicino. Ecco, questo bene, questa grande risorsa che abbiamo, come la possiamo utilizzare? Come vedete, sono sicuramente 3 contributi notevoli. Ringraziamo calorosamente ancora una volta Don Dottor Loro, e Don Pettoni Corsu, che ha gentilmente offerto la sua collaborazione ai locali parrocchiali. Grazie Don Dottore. Solo un piccolissimo accenno. Migliaia di persone in meno in appena un paio di decenni sono un dato fortemente preoccupante. Alcuni elementi da conservare, poi ascoltando loro per portarli fino al dibattito. Una popolazione sempre più anziana, un consumo di certi farmaci, attenzione, questo era dato tecnico rilevato a suo tempo, che sta preoccupando anch'esso nel nostro paese, quindi non c'è tutta quella serenità che molte volte pare che abbiamo, che dobbiamo avere. Il ricambio generazionale fortemente ridotto, il lavoro con la crisi del mondo agropastorale, è successo un patatrac notevole, sapete, l'abbiamo analizzata sotto molti punti di vista, ad esempio in varie realtà, non ci siamo interessati solo noi di questo problema, se ne stanno interessando tutti, però c'è una crisi evidentissima, sapete, della protesta addirittura che c'è stata quest'anno, anche alle elezioni, proprio di rifiuto a coinvolgersi nelle ultime elezioni. Ora, questa era la punta dell'iceberg, vuol dire che davvero c'è un'esasperazione notevole nella popolazione. Di tutto questo parleremo e partiamo appunto dando la parola al professor Marchisio Bandino.